ragazzi, siamo a Monteforte d'Alpone pronti per la seconda vendemmia. Sì signori, perché da queste parti l'uva non viene vendemmiata soltanto dalla vite, ma anche da questi filari appesi, vero Sisto? Assolutamente sì, questi adesso che vedete alle nostre spalle sono le reti, che è il sistema tradizionale che abbiamo da sempre in questa zona per fare il recioto di Soave. Un tempo si faceva sempre così, vero? Sempre l'abbiamo fatto così e queste sono le reti che sono considerate anche come le picaie, è analogo ed è l'appassimento tradizionale il migliore che in assoluto. Perché è il migliore? Cosa dà all'uva questo sistema di appassimento? In questo modo l'uva è appesa, è un po' come prenderla dalla vite e quindi è il massimo per, diciamo, l'arrieggiamento e quindi il massimo dell'appassimento. Eccolo, guarda, questo che sembra che è nero, In realtà? questo è il nostro segreto, perché quella è la muffa nobile. All'interno senti che è dolce, dolcissimo. È miele. È miele. È proprio uva, è diventata uva sultanina, ma è assolutamente, e dà questi aromi particolari. Ecco perché l'appassimento deve essere molto molto lento, dura dai 4 ai 5 mesi, perché essendo molto lento ci sono delle attività, non è un mero, Certo. una mera perdita di acqua. Quindi cosa guadagna in tutti questi mesi di appassimento l'uva? L'uva guadagna, diciamo, ci sono dei processi enzimatici all'interno per cui si sprigionano questi profumi che sono la caratteristica del nostro arzimo. Arzimo anche significa piccolo grappolo, vedete che sono piccoli grappoli, perché per fare questo recioto di Soave appunto abbiamo usato questi Ce n'è uno, grappoli. questo qua, vedi questo. Era in più. Me l'hai fregato. Era in più. Mamma che buon. Voi pensate alla pazienza. Prima devono raccogliere l'uva dalla vite, appendere qui ogni grappolo, uno per uno, e poi uno per uno toglierlo. Ma quanta pazienza che avevo, Sisto? Un gran lavoro, un lavoro di pazienza e di cesello, diciamo, ecco. Però perché vale la pena mantenerla viva questa tradizione? Questo perché è la nostra storia, la nostra tradizione, lo facciamo da sempre nella zona ed era un po' diciamo, il vino particolare che si utilizzava e si otteneva questo nettare, lo chiamavano il nettare degli dei, proprio perché questo vino è un vino particolarmente dolce, particolarmente ricco, e si offriva, diciamo, alle persone che venivano in famiglia. Certo, era il vino dell'accoglienza. Il vino dell'accoglienza dell'ospitalità. e il vino anche dell'amicizia, perché si offriva questo calice Certo. di vino meraviglioso quando le persone arrivavano appunto in famiglia durante la visita. Prezioso per i valori, prezioso anche come essenza in quanto tale, perché da un quintale di uve messe ad appassire, quanto recioto si ricava? Diciamo che mediamente si ottengono circa sul 20%, quindi 100 kg d'uva, circa 20 litri di vino. Normalmente da 100 kg d'uva si ottengono circa 70-75 litri di vino, qui siamo a 20 litri di vino, quindi assolutamente una resa molto molto bassa, che però ecco perché è considerato un vino molto particolare. È tanto buono. Assolutamente. Stefano, questo è il primo mosto, frutto di anni di lavoro. Spettacolo. Ma è denso. Eh sì, E possiamo già assaggiare? assolutamente sì. Ha un'idea poi dell'arzimo recioto di Soave, quello che diverrà pronto fra circa 2 anni e mezzo. Questo è il succo d'uva. È il succo d'uva. E scommetto che la mia c'è per lì, vero? Lo beviamo solo noi. Molto gentile. Ciao ragazzi. Stefano? Elena, la mia fattina azzurra. Eccolo qua. No, perché si aspetta qui di là. Guarda. Salute! Salute. È miele questo, Elena. È miele. Assaggiamo. Assaggiamolo. Cin Sì. cin. Cin cin. Una delizia. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata.